Sì, ci accomodiamo. Quindi se stai ferma mentre parli mi fa un favore. Eccoci. Bene, siamo pronti. Volevo ricordare innanzitutto la performance d'arte di oggi, che è a cura di Giuseppe Codder. E poi, dopo il festival, ci sarà un dopo festival a cura di Cascia, con Giacomo Calabazza al basso, intitolato Goccia, presso il chiosco Pinetta. Bene, eccoci al secondo incontro. Presento la seconda coordinatrice di oggi, Maria Grazia Melda. Ha conseguito la laurea in giurisprudenza a Cagliari ed è funzionaria presso un ente pubblico. Si occupa di procedure concorsuali e di interventi per il diritto allo studio per gli studenti universitari. Partecipa attivamente alle iniziative di diverse associazioni locali e regionali. È presidente dell'associazione Kairos APS e canta come contralto nel coro dell'associazione e nel coro regionale sardo. Coordinerà l'incontro con Paolo Persichetti. Buona serata. Grazie. Benvenuti. Allora, sarà difficile spegnermi, ma comunque cercheremo. Allora, io mi sono imbattuta in questa persona così veramente interessante che mi ha dato tantissimi spunti di riflessione. Vorrei appunto illustrarne qualcuno per fare una chiacchierata con lui e anche con voi. Farò dei piccoli flashback nella vita delle piccole incursioni nella vita di Paolo, che delle notizie che ho naturalmente appreso leggendo appunto questi suoi libri, Esilio e Castigo e La polizia della storia. Parto da un momento importante nella storia italiana che rappresenta una cesura vera e propria col passato. In particolare siamo nell'autunno del 1989. Dalle gabbie del tribunale dove si stanno svolgendo i processi contro i componenti delle Brigate Rosse, viene letto un documento nel quale si afferma la conclusione del ciclo politico della lotta armata e si auspica il passaggio alla lotta politica aperta e di massa attraverso un'amnistia per tutti i reati politici degli anni 70 e 80. Un momento molto importante che rappresenta, dicevo, proprio una cesura col passato. Paolo si trova invece in regime di detenzione, incriminato per concorso nell'attentato contro il generale Licio Giorgieri. Cosa succede nel frattempo? Cominciano a muoversi un sacco di cose importanti in Italia in quel periodo. Intanto, per quanto riguarda Paolo, cosa succede? Che viene assolto dopo qualche mese da questo evento che vi ho raccontato, di questa lettura di questo documento così importante, viene assolto dall'accusa di concorso nell'attentato di Giorgieri e l'incriminazione viene derubricata a semplice partecipazione. Gli viene comminata una pena di 5 anni, però lui ha già superato abbondantemente il periodo di detenzione preventiva, quindi viene scarcerato. Passa ancora qualche mese, si svolge il processo d'assise d'appello in cui viene capovolto questo giudizio, senza che siano intervenuti però fatti nuovi elementi di valutazione, ed eccolo condannato a 22 anni e 6 mesi di reclusione, responsabile di concorso nell'attentato contro il generale Giorgieri. Propone subito il ricorso e la sentenza non diventa esecutiva. Passa ancora qualche mese e Francesco Cossiga, allora Presidente della Repubblica, propone la grazia per Renato Curcio e propone un provvedimento appunto di amnistia nei confronti dei responsabili dei reati politici commessi durante gli anni di piombo, ma il Ministro della Giustizia Claudio Martelli rifiuta di controfirmare il decreto di grazia e il governo boccia questo provvedimento, perché Paolo si rende conto di questo, prende atto di questa chiusura istituzionale, capisce che non ci potrà essere una soluzione politica e decide di lasciare l'Italia e di raggiungere quel gruppo di italiani che hanno trovato appunto accoglienza in Francia. Com'è stato per te lasciare l'Italia in quel contesto?
Allora, innanzitutto grazie di avermi invitato in questo bellissimo festival e questa atmosfera stupenda. E com'è stato? Avevo 29 anni quando questo è successo. Beh, non è stato facile intanto decidere di andare via. Io venivo da una famiglia umile, di origini abruzzesi, dove la migranza, l'immigrazione era un fatto, come dire, era un destino obbligato. Una parte della famiglia era negli Stati Uniti, un'altra parte era in Australia, e fin da piccolo avevo degli zii che lavoravano in Belgio, in Svizzera, quindi mi ricordo il Natale, quando loro rientravano, passavano per Roma per poi salire in Abruzzo. E quindi avevo questa visione dell'esilio, della partenza, della migranza, insomma, per andare fuori, dell'abbandonare il proprio paese, la propria regione, come un elemento traumatico, triste, di sofferenza. E quindi avevo una visione distorta di questa cosa, no? Avevo una fortissima resistenza, poi l'ho capito dopo, dentro di me a fare questo salto, no? E cercavo alibi, cercavo continue giustificazioni per non partire, ma forse la situazione politica cambia, poi c'era anche un senso di colpa verso gli altri miei compagni che invece erano in carcere. Io che avevo quella chance di non esserlo ancora, li abbandonavo al loro destino lì dentro, insomma. Non è stato facile, sono stato preso per le orecchie da altri compagni che mi hanno detto adesso basta di andare via. Qui c'è anche un episodio che ho raccontato tempo fa su un articolo sull'Unità, perché recentemente ho ripreso a scrivere, a fare il giornalista. Ero consapevole, cioè mi interrogavo del perché non fossi stato riarrestato e temevo che mi utilizzassero, questa era una tecnica molto impiegata dall'antiterrorismo in quegli anni, che si chiama quella della lepre, che ne lasciamo fuori uno, lo seguiamo, vediamo dove ci porta e via di seguito. Quindi è un po' paranoico, insomma, temevo di essere seguito e via di seguito. E temevo, con la mia fuga, di essere catturato alla frontiera, e questa cosa avrebbe rappresentato ovviamente come dire, un elemento che avrebbe potuto mettere in difficoltà i militanti che in carcere stavano conducendo quella battaglia in quel momento per l'amnistia, per la soluzione politica e via di seguito. Quindi mi sentivo questa responsabilità enorme sulle spalle. E mi ricordo che mi discussi in quel periodo, avevamo rapporti molto stretti al Manifesto, frequentavo la redazione del Manifesto con Rossana Rossana, che era impegnatissima in questa battaglia per l'amnistia, e parlai con lei, insomma, con la vecchia signora Rossanda, e c'è questa scena che non dimenticherò mai, in cui insomma lei mi riceve, stacca, all'epoca c'erano i telefoni quelli analogici, no? E stacca il suo telefono, lo porta fuori, chiude la porta del suo ufficio a chiave, si siede davanti a me e poi mi dice, io te lo dico, ti parlo da vecchia comunista, ti dico prima ti metti in salvo e poi decidi, così valuta, ma la prima cosa è mettersi in salvo. Io ho detto va bene, ma se mi prendono, e lì concordammo una linea politica di condotta da tenere, che nel caso fossi stato preso alla frontiera, che avrebbe scritto, insomma sarebbe intervenuta quasi dicendo, insomma, l'ho spinto io ad andare via, guardate che lui non va via per organizzare nulla, semplicemente cerca di sfuggire a 20 anni di galera, insomma era una cosa abbastanza scontata, insomma, no? E invece le cose poi sono andate bene, insomma, sono riuscito ad andare via tranquillamente e niente, ma nel giro di poco tempo, ecco, quando sono partito nella mia testa a quel punto ho deciso che andavo via e non mi portavo più alle spalle. Io l'Italia l'ho chiuso proprio, tutti i ponti, cioè, entravo in questo nuovo paese, la prima cosa che volevo imparare era la lingua, non la conoscevo, e volevo entrare nella cultura di questo paese, cioè ci volevo stare, quindi è iniziato un percorso come dire, di immersione totale. E il problema è che le cose non sono andate subito bene, perché nel giro di un anno e mezzo sono stato arrestato, anche in modo abbastanza, direi, stupido, perché avevo fatto tutta la procedura, poi so che parleremo della dottrina Mitterrand, e avevo fatto la procedura che era prevista diciamo, per quel tipo di situazioni. Gli avvocati, mi ero rivolto al gabinetto degli avvocati che difendevano rifugiati, che sono quelli che ancora oggi si leggono le cronache
quando c'è stata appunto questa vicenda ultima degli arresti parigini, e gli avvocati hanno informato la Procura della Repubblica. La Procura della Repubblica ha detto: appena prendiamo atto, se arriverà una richiesta di estradizione lo convocheremo, quindi per noi può stare sul suolo francese. Poi, siccome in Francia funzionava, c'era un welfare che funzionava e la vita a Parigi non era facile, le case costano molto, gli studi costano molto, se avevi il permesso di soggiorno ottenevi una sorta di assegno per pagare l'affitto, una cosa molto banale, insomma, per me era fondamentale per sopravvivere. E quindi mi ero iscritto all'università, presi questo permesso di soggiorno da studente che valeva un anno. Alla scadenza vengo convocato in prefettura, vado e lì ancora mi ricordo che mentre c'era l'impiegata che mi ha detto: monsieur persiscetti, attende al moment, è andata di là, e poi dietro le spalle sento toccare e mi giro, erano due poliziotti e venire avec nous, mi hanno portato al piano di sopra e praticamente mi hanno notificato il mandato d'arresto internazionale con la richiesta di estradizione, e lì è iniziata tutta la storia francese, insomma. Sì, appunto, io tutti sei subito, appena sei arrivato in Francia, ti sei messo a disposizione anche delle autorità e hai chiesto subito di fruire dei benefici della dottrina Mitterrand. Dottrina Mitterrand, sicuramente molti di voi ne hanno sentito parlare, però io vorrei saperne qualcosa di più da te. In che cosa consisteva? E ci puoi spiegare anche il momento in cui è stata un po' annacquata questa dottrina Mitterrand? È stato proprio per effetto di un certo contesto sociale e politico mutato che è cambiata questa dottrina? Allora, intanto la dottrina Mitterrand non è una dottrina, è una qualificazione giornalistica, una semplificazione giornalistica, è una politica. La dottrina è una codificazione giuridica. Magari fosse stata una dottrina, io non sarei qui, sarei ancora a Parigi. È una politica, le politiche si costruiscono nel tempo. Allora, intanto bisogna subito dire una cosa: all'epoca tra Italia e Francia vigeva ancora il vecchio trattato bilaterale di epoca napoleonica, quindi ispirato a una cultura liberale. Nella cultura liberale il reato politico era un reato nobile e quindi non dava seguito all'estradizione. E c'erano stati già, quindi nel periodo pre-Mitterrand, quando c'era ancora Giscard d'Estaing, c'erano stati già degli episodi di richieste di estradizione di primi italiani dell'area dell'autonomia, soprattutto, che erano andati a Parigi, erano stati arrestati, e le Chambre avevano detto no, semplicemente perché lì c'è il problema che per potersi dare seguito a una estradizione, che è una procedura diversa dal processo penale, diciamo, no? Lì innanzitutto, diciamo, si passa davanti a una corte d'appello, una chambre d'accusation, che valuta l'esistenza dei requisiti giuridici, il fondamento giuridico della richiesta. Se giuridicamente la richiesta è fondata, a quel punto viene passata al governo, che decide, perché la decisione era, oggi è un po' diverso con il mandato d'arresto europeo, era prettamente politica, appartiene alla sfera della politica, non appartiene alla sfera della giuridica, l'estradizione. È materia politica, perché è materia bilaterale tra due stati. E quindi che cosa succedeva? Succedeva che i reati per cui gli italiani erano perseguiti non esistevano nel codice penale francese, molto semplicemente. L'associazione sovversiva, lì c'è solo l'associazione malfaiteur, che sarebbe l'associazione criminale, come si dice, per delinquere. E quindi quella politica sovversiva del codice Rocco non esisteva, nella Zanartelli del seguito non esisteva. Quindi tranquillamente le Chambre non davano sì, dicevano che la richiesta era illegittima. Poi arriva Mitterrand arriva con un programma riformista. Voi sapete che il riformismo degli anni '80 è un riformismo debole, non è un riformismo delle riforme di struttura, è un riformismo che si avvale soprattutto perché di politiche economiche e sociali, di elementi simbolici. E Mitterrand recupera quindi la tradizione francese dei diritti dell'uomo, della terra d'asilo e dei diritti. Poi c'era stata tutta la vicenda di una serie di intellettuali francesi che nel 77 avevano partecipato al convegno contro la repressione a Bologna, no? E avevano allacciato rapporti in tutta l'area dell'autonomia, che quindi conoscevano molto bene i negri di quel mondo lì. E quando poi nel 79
c'è la persecuzione giudiziaria il 7 aprile e via di seguito, questi intellettuali attaccano duramente la giustizia italiana, la sinistra italiana che appoggiava quell'operazione, e quindi queste persone svolgono un ruolo, come dire, un po' di lobby, cioè di influenza politica sul governo, e che comincia a guardare a sviluppare una politica di attenzione su questa massa di italiani che gradualmente cominciava ad approdare in Francia. La prima decisione che prende il primo governo è quello di non dare, in seguito alle richieste di estradizione, per quanto atteneva ai reati, diciamo, associativi, no? Non erano, ma perché non si era presentato il problema presenti, inclusi, non si era proprio pensata alla categoria dei reati di sangue. La questione dei reati, però c'erano già dei brigatisti su, molti però se ne vanno, capiscono, e anche i battisti stava su e se ne va. Che succede? Succede che nell'85 viene arrestato un primo brigatista, Tornati, della colonna milanese, e lì lasciante l'accusazione, non il governo, cioè i giudici, siccome questa persona era stata condannata in contumacia, non solo, ma poi c'aveva anche un reato che non credo fosse il 500 omicidio, 575, no? 575 bis, lo ricordate che si erano inventati questa fesseria e poi non l'hanno più impiegato apposta, che non esiste il codice penale francese, perché c'è semplicemente meurtre, e il meurtre bis non c'è, quindi questi dicono che è sta roba, e quindi non riconoscono l'estradizione. Lo decidono i giudici, il governo prende atto, hanno deciso i giudici, quindi non è legittima la richiesta. Ed ecco che lì si allarga la cosiddetta dottrina alla politica, cioè per la prima volta vengono inclusi anche i cosiddetti reati di sangue, e poi la massa critica dei rifugiati aumentava, e diventava anche un problema, tra virgolette, di ordine pubblico, nel senso che c'è un problema di gestione di un rischio. Tenerli clandestini era un rischio, perché poi se uno è clandestino come campa, deve fare le rapine. In Francia c'era il problema che c'era ancora azione diretta, c'era stata un'amnistia politica in parte fallita perché una componente poi invece aveva proseguito. Loro temevano una saldatura, che in alcuni episodi c'è anche, e quindi per disinnescare questo fanno un'operazione dal punto di vista della politica di governo molto intelligente, che è quella di far emergere quest'area altrimenti grigia, che viveva ai margini, con delle liste in cui si chiedeva praticamente, ci si presentava, e diciamo inizia questa politica di asilo di fatto, dobbiamo chiamare, perché poi non c'è mai stato un asilo veramente riconosciuto. Quindi poi iniziamo delle vertenze con le prefetture per avere i documenti di riconoscimento, in alcuni periodi venivano concessi, in altri no, poi c'è la coabitazione, quando c'è il governo di destra non venivano concessi, cioè è stata nessuno ancora oggi ha fatto la storia, io sono stato tentato più volte, insomma un lavoraccio per la storia dell'esilio in Francia. Si comincia a decidere caso per caso appunto su queste liste, in questo caso sì, in quest'altro invece no. Diciamo che non è che c'erano estradizioni, alcuni prendevano il permesso di soggiorno, altri no. No, e quindi ci sono state nella storia dell'esilio delle situazioni completamente. C'è gente che si è integrata perfettamente, sono diventati professionisti, hanno fatto carriera, hanno fatto anche i soldi, insomma, e altri che sono rimasti a fare i risultati, a fare i manovali perché non c'è il permesso di soggiorno. Cioè situazioni completamente diverse. Cosiddette sans-papier, giusto? Sans-papier, condizioni che conosco benissimo perché io praticamente, a parte quell'anno, poi per gli ulteriori 10 anni ero un sans-papier. Allora, appunto Paolo si trova ancora in Francia, quando in Italia il contesto politico è ancora cambiato, e nel 19 marzo 2002 viene ucciso a Bologna Marco Biagi. Questo attentato viene rivendicato da un gruppo che era comparso qualche tempo prima in occasione dell'uccisione di D'Antona, e anche questo stesso gruppo rivendica questo omicidio, e quindi avviene questo fatto, e poco tempo dopo Paolo viene arrestato, viene consegnato alla Digos, perché lui ha questa pessima abitudine, cioè di stare contemporaneamente a Parigi all'università, ma lo stesso giorno, nella stessa ora, si trova anche sotto casa di Marco Biagi, e soprattutto ha questa pessima abitudine di portarsi dietro questo zainetto inconfondibile che lo rende riconoscibilissimo,
questo zainetto color camoscio, ma che a seconda di come lo guardi può essere blu, beh, insomma, mi ha cambiato colore un po' di volte. Cosa è successo? Come che ti hanno Abbiamo inchiodato? fatto un salto di 10 anni, tanto ci sono 10 anni di esilio dove accadono tante cose, no? E che cosa è accaduto? Io stavo all'università, non mi ricordo adesso il giorno dell'attentato qual era, io stavo in un'aula, era di pomeriggio, tenevo lezione e io stavo all'università e quando torno a casa sento questa cosa che era accaduta, come tutti la vedo in televisione. E che cosa è accaduto? È accaduto che in Italia c'era stata una testimone che aveva raccontato di aver visto una persona con i capelli ricci, all'epoca ero riccio e c'ho i capelli neri, adesso vabbè, è molto diverso, che aveva uno zainetto color camoscio, di tela color camoscio. Quando io, va bene, il problema è perché comunque mi vengono a prendere, perché poi lo zainetto è un elemento fortuito che io ho con me al momento in cui vengo letteralmente rapito, io sono stato rapito praticamente, preso, mi hanno teso una trappola in realtà perché secondo me c'è questo dubbio che non ho avuto modo di chiarire, ma insomma io vado ad un appuntamento, a una cena e praticamente li trovo nell'androne, io in Francia ci sono i digicorde, no? Io stavo su questa bicicletta, loro pensavano che io arrivavo con la metropolitana, si erano piazzati invece arrivo in bicicletta tranquillamente, mi sorprendo anche per questa cosa, mi ricordo che stavo dal Sellino, scendo sul tubo, no? A cavallo così, stavo facendo il digicorde, vedo delle ombre, dico ma che apro, stavo ancora sulla bicicletta come un fesso, insomma, e mi si parano una decina di agenti dell'antiterrorismo, mi perquisiscono, avevo il mio documento, se lui, e niente, vengo caricato, portato prima alla sede dell'antiterrorismo francese, fanno tutte le procedure, prendono le impronte anche dei gomiti, delle ginocchia, insomma, non terminavano più di prendere impronte, poi mi caricano in macchina e si parte per il Monte Bianco. Erano al momento dell'arresto, credo fossero le 9, 8:30, e alle 5 di mattina eravamo al Monte Bianco e lì c'era la Digos e mi passano da una macchina, mi caricano in un'altra macchina, è andata così, rapidissimo, perché non poteva essere altrimenti. Loro lo sapevano, se mi trattenevano anche 24 ore, la notizia andava sui giornali, come poi è accaduto, perché la mattina tutti i giornali sono usciti nelle prime pagine con la mia foto. In Francia scattava quello che scattò per Battisti, per esempio, no? E quindi sarebbe poi stato difficile, anche perché poi la successiva vicenda, voglio dire, intanto chiariamo, non c'era stato un mandato d'arresto internazionale, cioè la procedura che cosa prevede? Io avevo la vecchia condanna, oltretutto in parte prescritta, erano trascorsi più di 10 anni da quando era andata definitiva, quindi una parte delle pene erano ormai prescritte, la banda armata, i reati corollari erano tutti prescritti, restava la complicità nell'attentato. E questo già invalidava in parte il decreto di estradizione che andava rinnovato, quindi sono stato, diciamo, consegnato all'Italia in nome di un decreto scaduto, primo elemento, ma soprattutto io ero stato portato in Italia, poi lo scopro in Italia, per la vicenda Biagi, sulla base del quale non c'era stato emesso nessun mandato d'arresto internazionale. Quindi a me non mi è stata concessa il diritto, non la possibilità, il diritto di potermi avvalere a quel punto, siccome è stato un altro Stato sovrano, di chiedere di avere una procedura di estradizione e in quella sede di avere tutte le mie garanzie, perché a quel punto loro avrebbero potuto presentare delle prove e nel presentare delle prove sarebbe venuto fuori che il giorno, l'ora in cui c'era l'attentato io stavo in facoltà e tenevo lezioni. Tutte queste cose le ho potuto dimostrare mesi e mesi dopo, quando ero già detenuto a Viterbo, mi sembra all'epoca stavo a Viterbo. Ma il problema è perché la vicenda Biagi viene rivendicata da un gruppo che riprende una sigla, una delle ultime sigle di quello che restava delle BR alla fine degli anni 80, che sono il BR Partito Comunista Combattente. Ora io avevo fatto parte di un gruppo scissionista, c'era stata un'ennesima divisione tra i due gruppi e il gruppo era Brigate Rosse Unione dei Comunisti Combattenti, quindi non ho mai fatto parte del Partito Comunista Combattente.
Quindi era una cosa abbastanza assurda. Quando sono stato convocato dal PM che faceva l'inchiesta, ho fatto immediatamente notare questa cosa, no? E lui mi disse, ma lei il dottor Giovannioli, ma dottor Giovannioli, lei conosce la differenza dei due gruppi, insomma, no? Dice, no, ma Presidente, non si preoccupi, sto documentando, ma scusi, prima si documenta e poi mi arresta, non è che avviene che prima mi arresta e poi si documenta, anche perché ho detto, guarda, cercavo un po' avevo capito che il tipo non era molto svelto e quindi ho tradotto una metafora calcistica dicendo, guardi, è come un po' tra la Roma e la Lazio, no? Non è che vanno molto d'accordo, quindi se io sono stato condannato per appartenere alla Roma è un po' difficile che sono della Lazio, ma ci voglio stare, sono della Lazio, mi togliete la maglietta della Roma, quindi mi togliete l'altra condanna e facciamo il processo Biagi e poi ce la giochiamo. Non ha gradito molto, insomma, questa cosa. Pronta convocatoria. Quindi tu rimani in regime di detenzione per quanto tempo? Per questa, e poi quando sono stato riportato in Italia, abbiamo spiegato che ho fatto, nel frattempo ho fatto 1 anno e mezzo nelle carceri francesi. Poi hai fatto un salto temporale, scusate. Questo poi, perché prima quando ha parlato Davide, diciamo, io mi trattenevo perché insomma, ce n'erano gli spunti, no? Però diciamo, io ho avuto un'esperienza, perché voi prima avete sentito l'avvocato, oggi sentite l'imputato a vita praticamente, no? Perché poi questi due libri purtroppo, malgrado me, ma neanche so perché, come dire, si aprono con una vicenda e si chiudono con sempre la stessa storia, perché con una nuova non sono imputato, sono indagato, ma insomma con questa condizione sempre di essere messo sotto inchiesta. Ho perso il filo, stavo dicendo che in fondo alla fine io sono stato condannato per un unico episodio, no? Un unico fatto, però la pena l'ho fatta a rate in un arco che va dall'87 e termina nel 2014, no? Questo per me è un'esperienza personale, sotto questi aspetti anche interessante, perché ho vissuto la trasformazione del carcere, no? Ho visto il carcere come è cambiato, ma ho vissuto la trasformazione anche del personale della correzione, i secondini, come noi li chiamiamo, e loro si fanno chiamare superiori, noi li chiamiamo secondini, ma anche delle forze di polizia, dei magistrati, no? Cioè, mi ricordo i primi esperti dell'antiterrorismo, i primi giudi, i primi PM, e poi ho misurato i nuovi PM, o anche il magistrato di sorveglianza, Gracchia un po', non so, con cui ho avuto a che fare, che era una persona che all'epoca era molto più giovane, non sapeva nulla di quell'epoca, non sapeva nulla. Il meccanismo che ho vissuto sulla mia pelle quando sono stato riportato in Italia era la necessità di aggiornare la pena, cioè di dare un nuovo significato e un nuovo senso a una pena. Cioè, io ero entrato in carcere a 25 anni, i reati erano stati commessi a 24-25 anni, l'uomo che nel 2002 nell'agosto del 2002 rientrava in carcere ce n'aveva 40. Prima Davide spiegava che senso ha, no? Ecco, che senso aveva. Io ho fatto un percorso in Francia, sarebbe bello poi parlare dell'esilio, perché l'esilio è una cosa di cui non si parla mai e di cui è anche difficile parlare. Io mi rendo conto che col tempo è anche difficile farlo capire. È un percorso da cui è una condizione da cui non si esce. Io vivo in Italia ma mi sento straniero in patria. Quando sono andato via io non ho più un luogo. Io mi sento con le radici all'insù, l'Italia non è casa mia, cioè non sono né italiano né francese, non so niente da questo punto di vista, mi sento cosmopolita, cioè proprio l'appartenenza non ce l'ho più, non sono più quello un ragazzo di 15-16 anni che era orgoglioso di essere un ragazzo delle borgate romane di Prima Valle. Sono altra cosa, ho visto altri mondi, altre situazioni e non trovo più il mio posto là. Il quartiere dove sono nato è completamente diverso, non lo riconosco, non c'è più niente, quindi quando la tua infanzia non c'è più, di dove sei? È tutto casuale, avviene, no? Avviene tutto così, ecco, è una situazione in cui galleggi, no? È difficile questa cosa, io non so scrivere romanzi, purtroppo scrivo saggi e secondo me è l'unico strumento letterario per spiegare questa cosa sarebbe appunto saper fare letteratura. Io purtroppo non ho questo dono,
perché è l'unico modo per far capire i sentimenti di questa, le sensazioni di questa esperienza. Tu stamattina quando ci siamo incontrati mi hai detto una frase che mi ha fatto davvero pensare e che ha trovato conferma anche in quello che diceva l'autrice che è stata presentata ieri. Tu mi hai detto se tu sei in carcere ma ti vedono, se tu hai comunque l'attenzione dei media, ti salvi, cioè hai modo comunque cioè dimostri che esisti, hai anche un po' una protezione, una rete protettiva intorno a te. Se invece non attiri l'attenzione, non esisti per nessuno, sei alla deriva e appunto soffri ancora di più cioè, il sistema punitivo ti punisce ancora di più, doppiamente. Mi hai detto questa cosa. Allora, intanto diciamo una cosa, io sono stato inventato mediaticamente nel 2002 quando sono riportato in Italia, prima non ero nessuno, non esistevo nella storia della lotta armata, ero un soldatino, uno dei tanti. Nel 2002 per giochi politici del governo Berlusconi del momento vengo inventato, lì erano in difficoltà, non trovavano la lista giusta, c'era stata la vicenda del ministro genovese Dario Scajola che aveva detto che, perché poi sapete, Biagi aveva chiesto, ha segnato qualcuno, Biagi aveva chiesto la scorta, non gli era stata data, dopo c'è l'attentato, quindi esplose una polemica feroce e Scajola insomma uscì fuori che aveva dato del coglione addirittura a Biagi, insomma, no? E quindi questi avevano bisogno di una operazione di successo, no? Per dimostrare che invece no, loro adesso erano bravi, erano operativi, avevano trovato la linea giusta. E ovviamente, come spesso accade, ci si rivolgeva ai parigini. Poi vabbè, non mi dilungo perché sarebbe un discorso più profondo, perché in quel periodo era uscito un libro di Franceschini, c'era un filone dietrologico che tendeva ad andare a spiegare che tutto era, la lotta armata era nata a Parigi, non era nata a Milano, come ci ha spiegato bene Davide, ma a Parigi con l'IPM e tutte quelle stupidaggini lì, e permaneva a Parigi. Il PM che mi aveva interrogato, perché evidentemente aveva letto quel libro, io l'ho vissuto direttamente perché mi disse perché Mitterrand ha tentato continuamente di destabilizzare, tenendo voi in Francia, ha voluto destabilizzare la democrazia italiana, aveva capito tutto della politica francese, e quindi no, esportano l'inchiesta in Francia, fanno questa operazione che nulla aveva, facendo credere che avesse attinenza con quello che era accaduto in Italia, e mi riportano in Italia. Non mi ricordo perché ecco, e quindi io vengo inventato, costruito in quel momento. E questo ovviamente c'ha un danno perché poi crea un allarme sociale. Io torno in carcere con un reato nuovo ed era un problema. Oltretutto resto indagato per 2 anni e mezzo finché poi l'episodio del treno, la sparatoria, sposta finalmente l'indagine sul percorso giusto e io vengo prima stralciato e poi nel silenzio archiviato. Però questo aveva, come dire, è stato l'incipit con cui il magistrato mi aveva visto. E non era facile togliergli la testa. Vi racconto un episodio. A un certo punto, quando matura il periodo in cui si possono chiedere i permessi, uno fa l'istanza e chiede i permessi. La prima cosa che fa il magistrato chiede le informative di sicurezza, chiede la Digos di Torino, sono stato a Torino, però siccome ero dalla Francia, ero arrivato a Torino, chiede informazioni alla Digos di Torino, la quale dice non lo conosciamo, Digos di Roma, e poi chiede all'Interpol, perché ero stato 11 anni in Francia. L'Interpol non risponde la prima volta, passano 6 mesi, passa un anno, l'Interpol non risponde, ovviamente l'istanza sta sempre lì, non c'è risposta. E poi a un certo punto si nervosisce il magistrato e chiede, sollecita, e una risposta dell'Interpol che diceva non risulta in atti. Il magistrato è furioso, dice ma come non risulta in atti? Ma insomma, ma perseguite lei che faceva in Francia? Era talmente clandestino che nemmeno la polizia sapeva dove stava. Non ero clandestino, semplicemente la polizia c'ha una banca dati, se tu fai dei reati, sei fermato e via di seguito risulti. Se tu non fai reati, non risulti. Questo funziona così. Per il magistrato non funzionava così, perché se la polizia non ti ha mai individuato, vuol dire che tu vivevi ai margini della società. Che cosa facevi? No? Quindi un'informativa che, come dire, che doveva essere per me un elemento di favore, diventava un elemento contro. Funziona così il meccanismo.
ne avrei veduto dire tante quando Davide prima parlava, insomma, come proprio per esperienza diretta, insomma, o per aver visto pratiche su altri detenuti, insomma. E quindi sì, allora rispondo alla tua domanda, scusate se mi sono dilungato, sì, in effetti quell'attenzione mediatica fa sì che all'epoca c'erano ancora forze politiche che intervenivano in carcere, quindi si lasciano veramente dei rapporti. Per me è stato importante il fatto di aver avuto un rapporto in particolare con Graziella Mascia, che era una deputata di Rifondazione Comunista, che poi mi seguiva in ogni carcere in cui venivo trasferito, addirittura a un certo punto ha chiesto il colloquio come terza persona, e il fatto che io avessi settimanalmente, mensilmente, un colloquio con un deputato faceva sì che insomma in carcere c'era non timore nei confronti, comunque quello lì teniamocelo bene, perché poi insomma c'è dei contatti politici, e mi sono trovato con degli ispettori addirittura che venivano da me e mi dicevano Persichetti, siccome tu conosci i politici non potresti risolverci questo problema. È accaduto anche questo, sono situazioni paradossali, però il carcere è fatto anche di questo, il carcere degli anni 2000, dico, non il carcere degli anni 70, degli anni 80. Ecco, quando dicevo prima, le epoche, le ere geologiche proprio diverse. Allora, io adesso però ti vorrei chiedere qualcosa a proposito di quest'altro testo, La polizia della storia. Allora, appunto il testo che ha scritto Paolo inizia da questo episodio che è veramente destabilizzante. Penso che sfido chiunque di voi che si trovasse in questa situazione. Allora, la mattina dell'8 giugno 2021 appunto, si trova in casa questi carabinieri, chi sono questi? Polizia, che gli mettono sopra la casa e gli sequestrano. Lui stava svolgendo delle indagini appunto per il suo lavoro, una ricerca storica, perché poi appunto per i testi che pubblicherà, e gli mettono sopra la casa e gli portano via tutto il suo archivio, sia cartaceo che informatico, ma proprio non in maniera oculata, mi serve questo, ho bisogno di questo perché devo così, no, gli portano via proprio tutto, comprese anche le cartelle cliniche della sua famiglia, che in una famiglia anche con una certa difficoltà potrebbero anche essere importanti e averle sempre sotto mano, e gli portano via tutto inopinatamente. Non si capisce perché. Poi si è capito perché hanno portato via queste cose alla fine, perché tu inizialmente cerchi di scoprire cose che stanno cercando. No, il vero perché non si è capito, nel senso che non c'è nemmeno l'imputazione, il reato. L'ultimo pronunciamento del GIP dice proprio questo, cioè nel dare ragione al PM c'è un GIP divertente, perché è un GIP che palesemente non crede all'inchiesta, però non ha il coraggio di opporsi alla procura. Anche perché prima, ritorno su quello che diceva Davide, no, il nostro sistema semiaccusatorio doveva essere accusatorio, poi è diventato semiaccusatorio, poi è stato continuamente peggiorato. Poi in realtà se non c'è la separazione delle carriere, avviene questa cosa sconcertante, a cui ho assistito di persona, quindi nella mia udienza, insomma, in cui terminata il GIP dice che fanno parte della stessa area del sindacato, senti, ma quando andiamo a cena insieme? Ecco, insomma, non va bene, perché se te lo dici fuori dall'aula, me lo dici. Un attimo dopo hai preso una decisione, tra l'altro a mio svantaggio, al PM, no? Cioè mi stai dimostrando che vi conoscete, c'è una collusione culturale, c'è anche un'amicizia, no? Ma come posso pensare che tu sei terzo, no? Su questa roba Bourdieu c'è scritto tantissimo, insomma, il problema è che se il contesto ambientale non è separato, almeno sul piano formale, poi vuol dire ci può essere sempre la collusione, ma proprio che la procura, cioè il tribunale del tribunale, la procura deve stare dall'altra parte della città, devono essere due mondi proprio che non si conoscono, non si frequentano, le carriere devono essere totalmente diverse, io la vedo così, perché la terzietà si garantisce solo in questo modo, altrimenti avviene quello che avviene quotidianamente. E dicevo, il reato non lo so qual è, sono passati oltre 2 anni, i termini sono già scaduti, teoricamente la procura avrebbe dovuto decidere o l'archiviazione o i rinvii a giudizio, ancora non ha deciso nulla,
sono riuscito, dopo una lunga battaglia, a riottenere il mio materiale, però loro hanno, voi sapete, il materiale informatico, c'è una procedura particolare, viene fatta una copia informatica, una copia forense, che cristallizza i file, il materiale preso. Quella roba lì non io l'ho richiesta, quella è roba mia, non me l'hanno voluta ridare perché c'è ancora l'indagine in corso. Quindi io ad oggi non so ancora, non conosco nemmeno l'intero fascicolo, perché dalle carte evinco che tutto parte da un rapporto di cui non ho avuto visione, quello originario, e quindi conosco un pezzo, una buona parte della vicenda, ma non l'intera vicenda. Quello che si è capito, il significato politico di questa inchiesta, è che uno, è pericoloso fare storia alla storia di quegli anni, è molto pericoloso. Lo è tanto più se poi sei stato uno che ci ha avuto, anche se io non c'entro nulla. Qui parliamo in particolare della vicenda Moro. Io ai tempi dell'epoca Moro, il sequestro Moro, avevo nemmeno 16 anni. Me lo ricordo quel giorno perché io poi nel quartiere di Roma abito proprio in prossimità dei luoghi dove le cose si sono svolte. Mi ricordo quella mattina quello che è avvenuto, insomma si è interrotta, noi eravamo in occupazione, c'era l'assemblea, interrompemmo tutto, insomma siamo andati a casa, mi ricordo lì sulla prima Sacchetti, la polizia, gli elicotteri, insomma, no? Un ricordo ovviamente visivo molto forte di quella giornata. Quindi ero un ragazzino oltretutto venendo da una famiglia con un padre del PC che simpatizzava PC, quindi lì inizia il mio percorso, se volete, anche le domande, le interrogazioni di fronte a questo episodio. Quindi non c'è nemmeno, no, c'è tutta una scuola che dice che se tu sei coinvolto non puoi essere un bravo sociologo, un bravo storico, ci deve essere una distanziazione critica, è ovvio, se no non riesci a lavorare. Però vabbè, i migliori storici della resistenza sono stati resistenti, quindi questa cosa il problema è il metodo, è l'onestà intellettuale e il metodo di lavoro che deve essere rispettato, sulla base del quale si deve giudicare qualcosa. Ora, l'inchiesta è un'intromissione del Ministero dell'Interno nel lavoro storiografico, dà fastidio raccontare quelle vicende in un certo modo. Poi secondo me dietro c'è una paranoia dietrologica. Il problema qual è? Che avendo io ovviamente una certa prossimità con le persone, i protagonisti, da parte brigatista ovviamente, di quelle vicende, che io riesco ad avvicinare più facilmente di altri, probabilmente qualcuno ha pensato che io conservassi dei segreti, delle confidenze. Fonte di prima mano. E certo, sicuramente ho finito a cercare, che c'è questa idea, nel libro c'è un capitolo dove spiego che per la vicenda Moro sono state condannate 27, adesso non mi ricordo il numero esatto, però realmente all'azione, al sequestro, a tutta la vicenda hanno partecipato 16 persone, quindi ce ne stanno altre 11 che sono state condannate ingiustamente. Questo già è un dato di fatto abnorme, no? Su quale uno si dovrebbe riflettere. E non basta, loro cercano ancora 1, 2 o 3 persone sfuggite e sono due a cercare a casa mia, che è un po' surreale, però è andata così. Allora, io ti voglio fare una domanda, appunto, questo testo che ha scritto Paolo si chiama La fabbrica delle fake news nell'affare Moro. La vicenda Moro ha attraversato la vita di molti di noi qui presenti, anch'io mi ricordo, io all'epoca avevo 15 anni, mi ricordo l'assemblea permanente, liceo, la mattina, un giorno che pochi dimenticheremo, cioè chi c'era, insomma. Tu a un certo punto riporti questa frase, di cui io ti voglio chiedere, di Franco Piperno: il PC impedì a Fanfani di salvare Moro. Cioè, in pratica si afferma che non era così scontato che Moro avrebbe dovuto essere ucciso, cioè che era possibile una diversa soluzione che poteva dipendere in qualche modo da questo intervento di Fanfani. Ci vuoi dire? Allora, intanto, se le Brigate Rosse volevano uccidere Moro, non avrebbero preso il rischio di fare il sequestro, non avrebbero mobilitato un comando di 10 persone, 3 macchine, insomma un dispositivo pesante, avrebbero fatto un agguato molto più leggero, meno rischioso, e la cosa sarebbe finita lì.
E quindi già di per sé la cosa inizia, è chiaro, non è evidente, no? Non volevano attivare con quel sequestro una trattativa e raggiungere un obiettivo politico. Già questo è chiaro. Quello che Piperno racconta, perché Piperno a un certo momento, in un'intervista che gli fece alcuni anni fa, è protagonista di un passaggio, di un tentativo di apertura di trattativa che non c'è mai stato. E questa cosa avviene proprio negli ultimi giorni, dove in sostanza si passa attraverso il Partito Socialista, attraverso Signorile, ci sono stati degli incontri sia di Piperno sia di Gianfranco Pace, due esponenti appunto ex di Potere Operaio, e Signorile davanti, in presenza di Piperno, telefona a Fanfani e dice, spiega, perché ovviamente loro avevano dei contatti con le BR, e avevano riportato la richiesta ufficiale delle BR. E in sostanza spiegano a Fanfani che se lui avesse preso la presa di posizione pubblica veniva sospesa l'esecuzione della sentenza. E Fanfani dice che avrebbe parlato, insomma, no? Le BR volevano che l'ADC prendesse, perché era il partito di Moro, prendesse una posizione, l'aveva chiesto che Zaccagnini non parlava, gli andava bene anche un altro cavallo di razza, una figura importante come era Fanfani. E Fanfani dice che parla e poi non parla. In realtà farà parlare il suo portavoce Bartolomei, che fa un discorso dove nella sostanza non dice nulla. Questo avviene credo l'8 maggio, il 7 o l'8 maggio. La cosa ovviamente fa arrabbiare tantissimo i brigatisti perché si sentono presi in giro e dicono questi stanno prendendo in giro, allungano e quindi a quel punto il sequestro aveva raggiunto un numero di giorni enorme, per cui dal loro punto di vista diventava rischioso perché Roma veniva rastrellata, quindi si avvicinavano, insomma la tenuta della base era a rischio e quindi decidono un qualcosa che non era previsto all'inizio. Qui poi rientra tutto il capitolo del dunque è stata una sconfitta, non è stata una sconfitta, era possibile un'altra soluzione, bisognerebbe fare un incontro solo su questo, insomma aprire un capitolo senza fine, insomma, ecco. Quindi vabbè, non ne parlo. Io vi consiglio di leggerli perché sono veramente molto interessanti e ricchissimi gli spunti. Non finirei più, però c'è il cattivo coordinatore. Domande al pubblico. Sì, adesso che. Allora, volete fare delle domande? Volete fare qualche intervento? Qualche curiosità? Vi abbiamo steso? Mi sembra di non vedere mani alzate, no? Allora chiudiamo così. Io ti ringrazio Paolo, veramente un piacere. Vorrei chiudere con una frase che mi è piaciuta tantissimo, è una frase di Henry De Luca che proprio mi è piaciuta tanto, è nella prefazione del testo Esilio e Castigo. Paolo Persichetti e gli altri, gli ultimi compagni di pene infinite, sono semplicemente l'antigene, l'opposto. Essi hanno trascurato i propri interessi, i propri personali in nome di tutt'altro. Se oggi penso alla decaduta parola comunismo mi viene in mente questo, solo questo, tutt'altro. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie. Ancora una volta chiamerei qui Tiziano e Gianluigi. Per lei. Grazie. Grazie. E anche i padroni di casa, per favore, se si potessero avvicinare. Alessio e Francesca. E chiamerei qui anche Valeria.
Grazie come sempre dell'ospitalità in questa bellissima cornice. E questo è un piccolo pensiero per voi. Si chiama però anche voi non so con me nocciolina. Grazie ancora a voi. Allora, chiamerei adesso qui Giuseppe Maries, il nostro direttore artistico, prego. Sì, grazie a tutti, innanzitutto grazie per la vostra partecipazione anche oggi. Voglio innanzitutto informarvi di quello che accadrà domani. Allora, prima ci sarà, ma lo ricorderà di nuovo anche Fanny, alle 21:30 nel chiosco La Pineta ci sarà la presentazione dell'opera prima di una poetessa e cantautrice di origine polacca, Kasia Kłolek, che presenterà il suo lavoro Goccia alle 21:30, quindi vi invito tutti a essere lì presenti. Ci farebbe molto piacere anche sentire questa strangia che canta in italiano e le sue poesie. Invece domani incominceremo come al solito alle 18 presso piazza il Sagrato della Chiesa di San il Sagrato della Chiesa di San Leonardo. Incomincerà Alberto Marquardt, che è già nostro ospite già da 2 giorni, che insieme a Enrico Vaglioni, che aiuterà nella traduzione. Avremmo dovuto avere come coordinatrice Melania Nocco, che purtroppo è stata male, quindi vi dovrete accontentare di me come coordinatore. Subito dopo invece, coordinato da Elisa Carboni, chiuderà il Festival Luigi De Magistris con il suo libro Fuori dal Sistema. Tante grazie, un ringraziamento particolare ad Alessia e Francesca, perché come al solito, anche se preavvisata da un po' di acqua, ci hanno ospitato sempre con molta gentilezza. Grazie a tutti. Chiamerei adesso qui Francesco Virdis, che ci racconterà l'opera di oggi. Buonasera a tutti, oggi sono con un ospite speciale, il padrone di casa, anche lui, giusto? Mi ha voluto fare compagnia, sarò brevissimo. Oggi voglio descrivere l'opera di Giuseppe Todd. Vorrei fare una piccola parentesi. Giuseppe per me, oltre che un artista veramente talentuoso, è anche un amico. Un sentimento, quello dell'amicizia, che rappresenta in pieno Strangius, perché tutto questo evento è stato messo insieme da un gruppo di persone che crea un coinvolgimento tale da sentirsi quasi in una piccola famiglia. Io sono uno degli ultimi arrivati e sento veramente forte questa cosa dentro di me. Comunque parlerei dell'opera. Giuseppe è testimone inconsapevole di tutti i fatti raccontati oggi. Questa è la stessa giornata, le tematiche trattate sono state veramente, dire pesanti non è la parola giusta, però secondo me pesante è il termine che mi fa sentire quanto veramente poi queste cose ci hanno toccato nel profondo. E Giuseppe ha voluto descrivere un suo punto di vista, di un momento di sommossa, un momento che è uno spaccato di quegli anni e di quello che è successo, e ancora oggi ci sono le conseguenze, o comunque lo strascico di quello che è successo ce lo portiamo dietro. Le persone che hanno parlato oggi ci hanno aperto questo mondo, un mondo che molte volte tendiamo a non vedere, però la realtà è questa. Vorrei chiudere così, salutandovi tutti e invitandovi a avvicinarvi per poter vedere i vari livelli di quest'opera, che solo da vicino secondo me si può apprezzare al meglio. Buona serata a tutti e ci vediamo domani per l'ultima serata. Come diceva Giuseppe, vi aspettiamo alle 21:30 presso il chiosco Pineta con Kasia, che ci presenterà il suo nuovo disco. Inoltre,
per tutti i presenti questa sera. All'uscita troverete le ragazze che vi daranno un piccolo buono sconto per una consumazione per questa sera per il Dopo Festival. Ci vediamo domani al Sagrato della Chiesa di San Leonardo dalle ore 18. Buona serata a tutti, grazie ancora per essere venuti. Era geloso, voleva venire anche lui.